Oggi si presenta un nuovo progetto solidale. Ci può spiegare brevemente in che cosa consiste? Sì, ci sono due aziende agricole, Nonno Andrea e Borgo Luce, che hanno deciso di unirsi e creare una scatola solidale che verrà confezionata dai ragazzi della Fondazione Oltre il Labirinto Onlus, che sono ragazzi con autismo. Per voi dell'associazione, il fatto che delle aziende si uniscano per darvi una mano, al lato pratico, che valore ha? Beh, è enorme. Intanto cambia l'approccio, non è più dare denaro per aiutare dei progetti, è dare lavoro, inclusione sociale, rispetto, tempo che viene utilizzato da questi ragazzi per delle attività e un piccolo ricavo che può sostenere poi le attività del centro diurno o residenziale. Avete in cantiere altri progetti simili a questo? Sì, assolutamente. Questo è un po' il primo, cioè abbiamo raddoppiato perché ormai da tanti anni eravamo con l'azienda agricola Nonna Andrea, adesso se ne è aggiunta una seconda a Borgo Luce, contiamo di averne altre e c'è un progetto ambizioso di creare quasi un'associazione dedicata che raggruppa delle imprese del territorio e che possa sostenere dei progetti sociali tangibili, misurabili e che diano valore al territorio e soprattutto a persone deboli, fragili o comunque con disabilità. Questo contributo è venuto in mente quando l'amico Paolo Mazzan, che collabora già da diverso tempo con l'associazione Oltre il Labirinto, ha proposto di fare qualcosa per Natale. Noi siamo due aziende agricole presenti sul territorio, cerchiamo di valorizzare i nostri prodotti, cerchiamo di fare un'agricoltura che sia sostenibile da un punto di vista ambientale, ma un aspetto molto importante è anche essere un'azienda che sia sostenibile da un punto di vista sociale. Questo passa anche con la capacità di essere inclusivi all'interno del territorio in cui si opera, e questo progetto di far lavorare tutta una serie di ragazzi e di adulti che sono ragazzi speciali ci sembrava un'ottima opportunità per proprio riuscire a fare qualcosa per questo Natale. Come azienda avete in cantiere, in generale, magari anche con altre realtà sociali, altri progetti? Ci piacerebbe, non è semplicissimo, però quello che come azienda agricola siamo già un'azienda che è anche fattoria didattica, per cui abbiamo già è un'azienda che è aperta al territorio, è aperto proprio alle nuove generazioni per venire in azienda a conoscere e capire come si fa agricoltura. Per il momento questo è il primo passo e da questo ne potrebbero nascere altri da un punto di vista sociale. Per quanto riguarda la mia azienda, il Nonno Andrea, è da un po' di tempo che collaboriamo con Oltre il Labirinto. È qualcosa che ci fa molto piacere. Abbiamo iniziato con piccoli lavoretti, l'etichettatura di alcuni prodotti, e poi nelle etichette c'è proprio scritto che l'etichetta storta è proprio dovuta alle perfette imperfezioni, noi le abbiamo chiamate, no? Nell'etichettatura è proprio dovuta al prezioso lavoro dei ragazzi, no? Di Oltre il Labirinto, e ogni vasetto che loro fanno viene riconosciuto un contributo, quindi è qualcosa che fa vincere tutti e due. Vince l'azienda perché chiaramente c'è un ritorno anche comunicativo del lavoro che fanno loro, e l'azienda dà la possibilità al gruppo sociale di far includere socialmente anche questi ragazzi qua, quindi inclusione sociale a 360 gradi con piccoli lavoretti che possono fare. Poi nasce l'idea di collaborare con altre aziende del territorio. Ci siamo messi a parlare io e Ludovico e abbiamo proprio pensato che anche se siamo due associazioni di categorie diverse, quindi andiamo oltre quello che può essere il campanilismo, no? Proprio per uno scopo che è importantissimo, che è proprio di cuore, come l'abbiamo poi chiamato, no? E ci fa molto piacere. Pensiamo di iniziare noi due e poi vedere nel futuro se altre aziende possono comunque collaborare con noi, perché potremo anche pensare a una onlus che possa diventare anche più grande, che non riguardi magari solamente i ragazzi di Oltre il Labirinto, ma che possa anche pensare di poter collaborare con altre associazioni del territorio. Questo è un modo per guardare un po' il futuro e per dare futuro anche a queste persone che non sono state fortunate come noi all'inizio, ma che sicuramente meritano un posto importantissimo nel nostro cuore.